Siamo con il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, e oggi è una giornata, come l'ha definita lui, di festa per quello che riguarda tante famiglie che ora hanno il futuro più roseo per le loro abitazioni, per la loro vita sul canale dell'Usenzo. Sì, una giornata di festa importantissima per la nostra città, ma molto importante per tanti concittadini che aspettavano questo momento da 3 anni, ecco perché la legge 17 del 2020, appunto di febbraio del 2020, quindi grazie al lavoro veramente intenso di tutti gli uffici del demanio, uffici comunali, si è giunti a questo importante traguardo. Ora ovviamente il demanio ha ceduto queste aree al comune e adesso il comune fra circa una ventina di giorni andrà a cedere queste aree, queste abitazioni finalmente ai privati. È stato fatto un grandissimo lavoro, ora c'è la volata finale proprio per quelle persone che devono ancora regolarizzare la loro posizione, come diceva appunto tra una ventina di giorni. Esatto, adesso queste sono le prime 12 pratiche che partono, abbiamo circa 56 pratiche in carico già, quindi 12 andranno già ovviamente in itinere, però sappiamo che ci sono anche altre abitazioni che insistono sul demanio e che magari i proprietari, magari anche anziani, non sanno che realmente non sono ancora i proprietari della loro abitazione. Ecco, quindi mi rivolgo ovviamente a tanti cittadini che abitano nella zona dell'Usenzo di informarsi con gli uffici comunali per capire se la loro casa insiste su un terreno comunale o insiste su un terreno demaniale. Ecco, in base a questo chiaramente cerchiamo di promuovere appunto questa informazione rivolta ai cittadini perché si rendano conto e che si muovano a fare la richiesta appunto come hanno fatto questi primi 56 cittadini, di quali 12 vedranno la luce fra circa 20 giorni. Questo lavoro lei l'ha definito prima un atto d'amore, ci sono state tante persone che hanno lavorato alacremente, ma anche la città ora ha veramente un sorriso diverso. Sì, un atto d'amore veramente da parte anche dell'Agenzia del Demanio, perché ha dimostrato veramente una collaborazione unica e ha dimostrato anche amore nei confronti di una città che doveva risolvere un problema, un amore che hanno dimostrato anche la politica nazionale creando una legge ad hoc e anche un amore che ha dimostrato la politica locale anche per seguire questo iter che necessitava appunto di una risoluzione importante, immediata, per dare veramente tranquillità e serenità alle tante famiglie di Chioggia che meritavano questo. In questo grande lavoro per l'ottenimento del risultato è stato importante anche da ciò che si è concretizzato in collaborazione con l'ex vice sindaco ovvero Marco Veronese. Sì, è una cosa che può sembrare un po' anomala, no? Che un'amministrazione dia un incarico anche a un consigliere comunale di minoranza che è stato ovviamente vice sindaco anche nella scorsa legislatura, però quando si ha come unico interesse la città di Chioggia, i cittadini, ho voluto dar continuità a questo lavoro che era partito in maniera importante sia per l'Usenzo che anche poi per quello che riguarda la caserma dei Vigili del Fuoco, del commissariato, e allora ho dato questo incarico a Marco Veronese riconoscendo, dando merito dell'impegno che ha comunque profuso nella scorsa legislatura durante i 5 anni di mandato. Quindi non avevo nulla da nascondere, penso che la politica sana si faccia anche così, è giusto dar merito a chi si è impegnato, a chi conosceva appunto questa storia e quindi per non perdere tempo ho voluto appunto dare questi incarichi che hanno permesso chiaramente di continuare un lavoro che era già iniziato. Quindi non è vero che la politica poi quando arriva distrugge tutto quello che era stato fatto in precedenza, ma quando ci sono le cose buone che ricadono sui cittadini, sulla città, ovviamente era giusto dare questo riconoscimento con l'incarico politico di seguire appunto determinate questioni, determinati argomenti che aveva seguito prima. Quindi l'amore per la città continua, deve continuare grazie alla sana politica che noi a Chioggia con il centrodestra stiamo facendo.